Erano stati affidati a una cooperativa come richiedenti asilo, erano finiti a lavorare gratis in attività di assemblaggio ed etichettatura anche con l'uso di una pressa, dopo aver sottoscritto un patto di lavoro volontario in un'altra società cooperativa senza alcuna formazione sotto continuo ricatto. È quanto è emerso dall'indagine condotta dalla squadra mobile di Padova con il personale dell'Ispettorato del Lavoro che ha sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca la sede di Solidalia, società cooperativa con sede a Vigonza che dispone di una sede operativa a Pianiga e di un'unità locale nel carcere di Rovigo. Indagato per violazione di norme in materia di immigrazione, caporalato ed estorsione, un 48enne padovano fino a dicembre presidente della cooperativa. Un'indagine è partita dopo che la polizia aveva fermato un tunisino rientrato in Italia dopo una prima espulsione nel 2019 che risultava assunto nella cooperativa di Vigonza. 19 richiedenti asilo del Mali, del Burkina Faso, del Senegal, della Costa d'Avorio e della Guinea che hanno raccontato tutto alla polizia. Venivano sfruttati, quindi messi come manovalanza in questo capannone, insomma, in questo opificio con mansioni appunto di assemblaggio o di etichettatura, e man mano che poi le indagini e gli accertamenti sono proseguiti è emerso addirittura senza venire pagati a costo zero, veniva prospettata addirittura il rischio di essere poi di non poter proseguire nel loro iter di richiedenti asilo, quindi di essere allontanati, perdere anche quelle che erano, diciamo, le prospettive di poter avere un permesso di soggiorno. Venivano anche raggirati o quantomeno ingannati, si faceva sottoscrivere una sorta di patto di formazione lavorativa, inclusione sociale. Negli alloggi riscontrate carenze igienico-sanitarie e violate anche le norme relative ai luoghi di lavoro. 3 cittadini del Mali che avevano chiesto il trasferimento erano stati convinti a restare spiegando che era l'unica soluzione per rimanere in Italia. Dopo il sequestro preventivo l'indagine va avanti. Visto il sistema che era stato, perché possiamo parlare proprio di vero e proprio sistema, non di un qualcosa di occasionale, stiamo verificando che non ci siano situazioni analoghe anche in altri contesti relativi appunto all'accoglienza.